Via Pasteur e infrazioni al transito dei mezzi pesanti. Dopo la segnalazione di un telespettatore arriva pronta la risposta delle istituzioni. Tra le affermazioni, una in particolare viene contestata dalla polizia locale di Treviso. Lei comunque questa cosa l'ha già segnalata più volte. Sì, l'ho segnalata al comune, ho chiamato la polizia municipale, però mi hanno dato delle risposte banali. Il problema non si è risolto, diciamo. Non corrisponde al vero il fatto appunto che la polizia locale non sia presente nel fare i controlli. Vorrei dare qualche dato concreto. Esattamente negli ultimi 30 giorni sono stati effettuati 2 controlli nel mese di luglio, esattamente il giorno 23 e il giorno 26. Altri 6 controlli nel mese di agosto e più precisamente il giorno 2, il giorno 6, il giorno 9, il giorno 13, il giorno 16 e il giorno 23. Comandante che non nega comunque il problema difficile da risolvere con l'installazione di telecamere. La possibilità di installare telecamere che automaticamente possano sanzionare i veicoli pesanti che transitano, purtroppo questa è una possibilità che il codice della strada non permette, solo la presenza degli agenti permette appunto di sanzionare chi viola questi tipi di divieti. Per il comandante Gallo la soluzione nell'attesa dell'ultimo tratto di Taraglio Est sta nel coordinamento tra territori. Mi farò sicuramente portavoce e promotore di un incontro con i colleghi comandanti dei comuni di Mogliano, di Casieri e di Casale, in modo tale da trovare delle soluzioni tecniche di viabilità che possano garantire l'autotrasporto in condizioni di sicurezza e certamente garantire ai cittadini di non sopportare oltremodo questi forti disagi.